miei cucinieri, siamo a Vittoria, la città degli ortaggi, del pomodoro e la città del capuliato. Anche sul mondo web, sia Google che Wikipedia riconosce il capuliato l'origine di Vittoria e nelle zone limitrofe. È interessante quanto la gente si mette paura perché magari pensa, ma che combina qui? E qui siamo in un'altra piazza, vedete la super interessante composizione di palme. Wow. La sensazione di molti amici che vengono qui a Vittoria è quella di trovarsi un po' in Spagna, ed è vero, perché infatti si trovano molte cose simili e anche sicuramente l'effetto di molta di questa pietra tufo rimanda un po' lì. Alla fine di questa strada troviamo l'antico carcere e andiamo anche qui a vedere un'altra piazza molto semplice, sempre dominata da una palma. In realtà qualche volta l'ho fatto vedere questo posto, ma non sono mai riuscito a spiegarvi benissimo. Allora, questi sono i Monti Iblei, lì sopra c'è Ragusa, qui c'è la valle con il fiume Ippari che porta poi direttamente nelle zone di Scoglitti. Ah, ecco, dimenticavo, ci sono anche i Fighiligna. Ecco, tutto il tipico della macchia mediterranea. Questo è soltanto il centro storico, ma nelle zone limitrofe ci sono le serre, dove vengono prodotti i pomodori. Ed eccoli qui nel periodo estivo che vengono esposti al sole col sale e asciugati. Adesso andiamo in cucina per vedere il capuliato come si fa. Quindi noi vi facciamo vedere che si toglie l'olio, perché sennò... e lo mettiamo qui in un tagliere. Va bene, le mani le dobbiamo per forza usare, quindi intanto iniziamo a tagliare. Vi consiglio un bel coltello magari a lama larga, va bene, e così intanto facciamo un primo taglio. Ma tagliare nico. Sì, ora lo facciamo tipo il prezzemolo, il basilico. Allora, un po' di pepe nero ce l'abbiamo? Sì. Allora, qui intanto mettiamo il basilico. Ah, un pepe nero la metto, cambia? Sì, qua sopra. Ok. E così adesso andiamo a tagliare. Già... vi dico che con questo coltello, con la lama non molto larga, possiamo fare questo e intanto ci vorrà qualche secondo in più, ecco, niente di grave. Non si può immaginare, Andrea, tipo no, trita, quando facevo... Il tavolo ci assicura. Tipo non c'hai mica cose, un trita tutto. Certo, si può fare, nel frullatore non ve lo consiglio, alcuni lo fanno pure. L'ideale sarebbe un coltello a lama larga e andare... ma attrezzare io. Sì. Vabbè, intanto va bene pure così. Così sarà comunque un bel capuliato molto rustico, vedete già incomincia a prendere forma e darà anche un bel colore a questo piatto, insomma, dai. È una bella idea, farlo... gnocchetti... Mare e montagna, come lo metto a mare? E poi decidiamo. Piuttosto che Chiaramonte faremo Mare Monte. Mare Monte. Che non da gioco è un po' di forza. Va bene, dai. Ah, salsa Stefano. Ci siamo. Va, abbastanza bene? Ci proviamo. Va bene, a questo punto... la padella che già è pronta. Sì, ora ci organizziamo qui. Per oggi abbiamo direttamente la fiamma qui sul tavolo e così iniziamo con il prezzemolo e lo spicchietto d'aglio. Ed ecco alcune ricette, quella più tipica, pasta col capuliato, oppure qualche altra versione contemporanea.